buonasera, buonasera a Cinzia Sivier e buonasera a Luca Marchesi. Buonasera. Buonasera. Buonasera e buonasera alle donne del Cantiere delle Donne e anche agli amici del Cantiere delle Donne. Questa sera noi ci occupiamo di un argomento insieme a ARPA, che è l'Agenzia per la Protezione e la Prevenzione Ambientale del Veneto, di un argomento che è un po' diverso, insomma, dai soliti che abbiamo affrontato fino ad oggi, che erano più che altro relativi a questioni, diciamo, tecniche, ok? E ci soffermiamo invece su una questione che è molto interessante perché ha a che fare con gli aspetti, diciamo, sociali, no? della vostra azienda. In particolare, come abbiamo più volte annunciato in questi giorni, parleremo appunto di parità di genere, anzi pari opportunità e benessere aziendale. E appunto lo facciamo con Cinzia Sivier, che è da poco stata eletta presidentessa del CUG, che è il Comitato Unico di Garanzia di ARPAV, e con il direttore generale Luca Marchesi, appunto direttore generale di ARPAV. Benvenuti ancora. Grazie. Allora, assolutamente la prima domanda che vorrei fare è, dandoci del tu come di tradizione, insomma, qui al Cantiere delle Donne, è a Cinzia Sivier, e cioè chiederle esattamente che cos'è appunto questo Comitato Unico di Garanzia. Allora, il CUG è un organismo, è stato istituito con una legge del 2010, la 183, e ha assorbito le competenze di quello che era il Comitato Pari Opportunità e il Comitato contro il fenomeno del mobbing, due istituti contrattuali. Il CUG ha assorbito le competenze e quindi tratta di pari opportunità, di lotta alle eventuali molestie, mobbing, eccetera, negli ambienti di lavoro, e in più tratta di benessere organizzativo. Ha funzioni consultive, propositive, di confronto con l'amministrazione. Ok, ecco, perché la necessità, e faccio la domanda a tutti e due perché mi piacerebbe avere, come dire, la prospettiva di genere, ok? Perché c'è necessità di un comitato di questo genere? Allora, cominciamo da capo con Siviere e poi passiamo la parola a Luca Marchesi. Ma penso che tutto sommato basti guardarci attorno. I dati Istat lo confermano, nonostante i primi, così, le prime volte che si è parlato di pari opportunità, addirittura nella Costituzione, con l'articolo 3, il 37 e il 51, si parla di pari opportunità anche nel mondo del lavoro e di rimozione da parte della Repubblica di quelli che sono gli ostacoli al raggiungimento di questa parità. Mi piace parlare di parità più che di pari opportunità. In realtà, guardandoci attorno, le cose sono ancora lunghe da raggiungere, insomma, è ancora distante l'obiettivo. È come se il famoso tetto di cristallo che le donne dovrebbero sfondare per arrivare a livelli apicali fosse diventato un tetto di cemento, perché in realtà, nonostante i vari istituti a favore delle conciliazioni tra tempi di vita e di lavoro, nonostante le lotte, insomma, portate avanti per anni, diciamo che i numeri parlano. Quindi le donne nei livelli apicali, sia nel mondo del lavoro, ma anche nella società e nella politica, nei palazzi di potere, sono nettamente inferiori rispetto a quelli relativi agli uomini. Luca Marchesi. Sì, direi che è giusta la lettura, no? Sono d'accordo, quindi al di là della differenza di genere, la lettura è corretta, no? C'è, come dire, una necessità oggettiva di accompagnare questi percorsi anche con strumenti formali, quindi il CUG è un obbligo di legge, una previsione della legge, ma è certamente uno strumento che è utile avere a disposizione, no? Perché proprio può accompagnare le organizzazioni, se la vogliamo vedere dal punto di vista più datoriale. Io sono il direttore generale, quindi sono il datore di lavoro, no? Rispetto all'organizzazione ARPA, cioè, dal punto di vista datoriale, no? Accompagna le organizzazioni, dal punto di vista invece dei singoli accompagna la possibilità di rimuovere questi ostacoli alla realizzazione anche della persona umana, no? Il principio costituzionale anche iniziale della nostra Carta Costituzionale, la Repubblica rimuove gli ostacoli alla realizzazione della persona umana, di cui anche c'è questo aspetto della pari
possibilità del genere femminile di accedere a posizioni apicali e comunque alla realizzazione piena della loro dimensione anche professionale. Ecco, ieri quando ci siamo incontrate, no, con Cinzia per parlare un pochino dei temi, di questi temi e cominciare a prepararci a questo incontro, diceva che si tratta di un, diciamo, un comitato che è stato istituito appunto nel 2010, ma che però è, come dire, arrivato a maturazione, diciamo così, soltanto di recente. Ecco. Qual è il motivo per cui appunto c'è stato questo ritardo, insomma, nel raggiungere questa cosa del comitato? Questo, allora, io ho trovato una situazione, devo dire, sono in agenzia da un anno, una situazione molto interessante, è una bellissima organizzazione, avete avuto modo anche voi qui di ospitare molte nostre colleghe, anche un collega uomo, se ricordo bene, no? Insomma, che vi hanno raccontato cosa fa l'agenzia e che tipo di dimensioni esplora, che tipo di servizio pubblico è in grado di realizzare. Su alcuni aspetti c'era oggettivamente un ritardo. Allora io penso che l'agenzia abbia, per ragioni varie, insomma, che forse sono anche legate a tempi differenti, insomma, a livelli di attenzione differenti, dedicato poca attenzione a questo tema, che invece io considero molto importante. Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, no? È sia un tema di equità, quindi come dire, etico e di dovere civile, no? E di dovere nei confronti della realizzazione delle persone, è anche un tema aziendale. Io ho 1000 dipendenti in agenzia, no? Siamo 900 circa. Ecco, è corretto anche dal punto di vista dell'azienda che io metta in condizione la metà del della mia forza lavoro, della nostra capacità produttiva e professionale di esprimere appieno le proprie potenzialità, no? Prima parlavi, Silvia, di numeri. A noi qualche numero così che danno la dimensione della composizione del nostro personale tra uomini e donne. Noi abbiamo il 46% del nostro personale dipendente che è di genere femminile, no? Quindi quasi metà, siamo sostanzialmente intorno alla metà. Ma se andiamo a vedere invece il segmento della dirigenza, ecco, questa percentuale scende radicalmente, siamo intorno al 27%, quindi meno di un terzo, no? Questo testimonia un pochino la difficoltà del percorso di carriera. E idem se guardiamo il segmento proprio dei direttori, quindi quello apicale, no? Dove abbiamo anche qui, noi abbiamo 9 posizioni dirigenziali apicali, 3 sono coperte da donne. Allora, cosa significa questo? Che anche e soprattutto nel profilo tecnico-scientifico le donne non hanno performance inferiori agli uomini, quindi anche proprio dal punto di vista strettamente professionale. Oltre ad avere un portato di sensibilità e capacità relazionali magari differenti e complementari, no? Ma man mano che scattano meccanismi selettivi che sono quelli tipici della carriera, ecco che pagano un prezzo che arriva fino a questo tetto di cristallo, no? Che citava Cinzia, che è un'immagine di letteratura molto, molto chiara, no? Ecco, noi per esempio quest'anno l'abbiamo un po' sfondato il nostro tetto di cristallo, perché nella nostra C-suite, si direbbe in linguaggio aziendale, no? Il segmento proprio alto delle direzioni d'aria, abbiamo da poco una donna ed è la prima volta nella storia dell'agenzia. Fantastico e complimenti. Però appunto vorrei capire, e questo lo chiedo a Cinzia, perché ancora ci sono poche donne agli apici, insomma, agli alti livelli. Quali sono i meccanismi? Non è soltanto una questione di discriminazione o è soltanto una questione di discriminazione? No, non è una questione soltanto una questione di discriminazione. È un fattore culturale, secondo me, che nasce dalla famiglia. Cioè, è vero che ci sono molti istituti a tutela per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, ma è vero che in qualche modo nelle famiglie ci sono ancora questi ruoli radicati, per cui la donna deve dedicarsi alle cure dei figli, dei genitori anziani e dei nipoti quando diventerà nonna. L'uomo invece riesce a ricavarsi il tempo per la propria carriera. Quindi dei ruoli precostituiti già nei bambini che vengono educati con questo stereotipo della donna.
In realtà, se noi leggiamo la normativa attuale, non si parla di, sì, per carità c'è il congedo di maternità, perché è evidente, la donna che partorisce ha l'astensione obbligatoria, però c'è il congedo parentale. Quindi incentivare l'uomo a fare il papà e magari concedere alla moglie di continuare a lavorare e di sviluppare la propria carriera. Quindi in qualche modo è proprio un passo avanti culturale che dovremmo fare. La carriera da dirigente o da direttore è lunga e prevede comunque dei tempi che al momento attuale la donna non riesce a ricavarsi nell'ambito della sua giornata, perché comunque viene richiesto anche un impegno orario, una presenza fisica in ufficio che spesso la donna è tirata come un elastico, perché sa che a casa ha i figli che l'aspettano, il marito che l'aspetta, ma nello stesso tempo anche il lavoro richiede la sua presenza. Ecco, se in qualche modo parlassimo più di famiglia, di genitori, cioè cambiassimo anche il linguaggio e rispettassimo la normativa, perché la legge lo prevede, allora secondo me ci sarebbe più spazio e più possibilità di rompere il tetto di cristallo. Assolutamente. Io, come dire, mi fermerei sulla questione proprio dei tempi, no? Perché appunto i tempi delle donne, come dicevi, sono diversi da quelli degli uomini, quantomeno perché istituzionalmente si fa per dire la donna purtroppo deve seguire per lo più, deve. Diciamo che è appunto un dovere storico, ma non c'è nessuna necessità in questo, deve comunque seguire appunto le questioni di carattere appunto legate alla maternità, eccetera. Ecco, i tempi come potrebbero essere? Questa è una domanda che appunto vorrei fare a Luca. Come potrebbe risolversi questa questione dei tempi delle donne che sono così diversi da quelli degli uomini? Oltre al fatto appunto di far fronte ad un cambiamento a livello proprio di educazione. Sì, anch'io penso che ci sia un complesso di fattori che vanno affrontati, no? Discriminazione, non credo che esista discriminazione consapevole almeno sul posto di lavoro, certamente non nella nostra organizzazione. C'è una differenza di opportunità sostanziale nei fatti, no? Che poi produce il risultato in termini numerici che vi ho descritto prima. Allora quello che bisogna fare è, e qui sta il collegamento, no, tra la parità, le pari opportunità e il tema del benessere organizzativo, è costruire un ambiente di lavoro che in senso generale sia affascinante, coinvolgente, ma compatibile con i tempi di vita delle persone. Questo vale anche per gli uomini, ovviamente, no? Perché anche a un papà fa piacere stare con i bambini e portarli a giocare al pallone piuttosto che fare una passeggiata. Ed è particolarmente importante per le donne, no? Quindi ecco perché noi abbiamo collocato questo punto di attenzione al tema delle pari opportunità insieme a quello del benessere organizzativo e tant'è che nella nostra recente riorganizzazione abbiamo proprio introdotto una funzione specifica su questo, no? Noi abbiamo istituito una funzione aziendale che cerca di coniugare il tema dello sviluppo dell'organizzazione, per noi oggi molto importante, siamo in mezzo a un percorso di riorganizzazione, con quello del benessere organizzativo e con quello anche della parità di genere, delle pari opportunità uomo-donna. Allora, questo si fa con una serie di azioni anche concrete, se vogliamo piccole, quotidiane. Cioè, faccio degli esempi: abbiamo previsto il posto rosa per le mamme incinte nel parcheggio, abbiamo immaginato la convenzione con l'OCRAD, che è diciamo il CRAL, il dopolavoro di Regione Veneto, per offrire determinati strumenti di welfare aziendale ai nostri e alle nostre dipendenti. Abbiamo cercato di iniziare soprattutto a porre al centro della riflessione dello sviluppo organizzativo questo argomento, perché per invertire o comunque a riequilibrare quei numeri che oggi sono così spostati da una parte, in realtà servono politiche di lungo termine. Le carriere vanno costruite, richiedono tanto tempo, l'ha detto bene prima Cinzia, no? Per arrivare a fare il direttore generale, ecco, spero che quando farete fra qualche anno la prossima video call su questo, videoconferenza su questo tema, magari abbiate un direttore generale donna, no? Ma sono percorsi che si costruiscono in anni.
e magari un presidente uomo, chissà, sarebbe bello vedere riflessioni di genere anche su questo argomento, però sono percorsi che si costruiscono in anni, quindi bisogna iniziare, quello che stiamo facendo oggi, a mettere al centro delle politiche di sviluppo organizzativo anche questo argomento, insieme alla formazione, insieme all'organizzazione del lavoro, insieme all'aggiornamento, alle tecnologie, ecco, c'è anche questo tema, perché la risorsa umana resta la principale risorsa di una pubblica amministrazione come è ARPA. Assolutamente. Però questo discorso che tu fai come dire, mi fa pensare al fatto che ci siano discriminazioni nelle discriminazioni, come dire, fissare con delle, chiamiamole così, quote rosa, no? Certe priorità o certi servizi o certe pratiche, insomma, che agevolino, no, la donna, non è discriminatorio, Cinzia. Allora, Cosa ne pensi? tenderei a pensarlo anch'io, però se pensi alla politica che è stata attuata nei paesi del nord Europa, lì le quote sono state inserite anni fa e hanno raggiunto il risultato. Ora non c'è più bisogno di quote. È brutto aver bisogno di quote, ma nel momento in cui la politica non è in grado di portare avanti queste politiche, scusa la ripetizione, previste peraltro nella Costituzione, a volte certi strumenti diventano, se non utili, comunque possono aiutare a raggiungere l'obiettivo. Ripeto, anch'io non sarei favorevole sulla carta, però insomma la dimostrazione c'è stata che in alcuni paesi l'obiettivo è stato raggiunto grazie alle quote. Per esempio, anche in politica sono state introdotte delle quote rosa, no? Perché nella composizione delle liste c'è una percentuale di uomini e di donne. Però mi sembra che anche qui l'obiettivo comunque non sia stato poi raggiunto, perché anche nella politica vediamo che comunque siedono sempre più uomini rispetto a più donne. Quindi un insieme di cose. Certo. Sì, se posso aggiungerti, anche a me il tema delle quote rose, insomma, non mi ha mai convinto particolarmente, però è anche bene riconoscere i risultati che ha prodotto, no? Alcune politiche, diciamo, di introduzione forzata di quote rose, non soltanto nella politica, ma anche nei consigli di amministrazione delle grandi società americane, ad esempio, hanno prodotto benefit di business, di incremento di fatturato, di migliori prestazioni. Allora, poi aver reso evidente questo fenomeno, cioè che accedere a un patrimonio professionale dell'azienda che altrimenti non puoi mettere a valore, produce un valore per la stessa esistenza dell'azienda, ha poi ingenerato meccanismi di naturalità dei percorsi. Quindi diciamo è come quando ci si rompe un braccio. Sì, guarisci anche senza il gesso, ma ci metti di più, quindi mettiti sto gesso e vedi di guarire prima. Ecco. Certo. Penso che le quote si potrebbero utilizzare in questo senso, come accompagnamento e modo di favorire un percorso. Ecco, mi fermo un attimo perché appunto ci sono 3 interventi e a noi piace molto, no, dare spazio anche alle nostre follower, come si dice, alle nostre adepte e quindi ve li leggo così magari se volete fare qualche considerazione. Sono considerazioni a loro volta di quello che ci siamo detti fino ad ora. Per esempio Antonella Grimm dice lo strumento dello smart working andrebbe letto in questo modo, cioè lavorare per obiettivi e risultati partendo dal tipo di funzione che ciascuno svolge. Ecco, avete qualche commento? Posso risponderti io. Allora, ARPA ha un regolamento sul telelavoro. Purtroppo il Covid ha rivoluzionato le nostre vite in senso negativo, però ha dimostrato che si può lavorare anche da casa. L'ultima circolare che è arrivata dal responsabile delle risorse umane, direttore, conferma se ho interpretato bene, sta proprio andando dal telelavoro verso lo smart working, che è lo strumento per la conciliazione, secondo me, ottimale, soprattutto in questo periodo, ma poi mi piacerebbe che una volta tornati alla normalità, speriamo il prima possibile, direttore, questo passaggio fosse definitivo. Certo, sì, sì, è corretta l'interpretazione. Allora, lo smart working è stata una necessità, no? In questi tempi di Covid, ma si è dimostrata essere una straordinaria opportunità. So che in alcuni segmenti dell'opinione pubblica è stato visto come una sorta di cassa integrazione mascherata per il pubblico impiego.
può essere che in certi segmenti della pubblica amministrazione questo sia accaduto. Vi assicuro che per ARPA non è stato affatto così. Noi non abbiamo mai interrotto i nostri servizi in presenza perché siamo un servizio pubblico essenziale, supporto per la protezione civile, per il servizio sanitario regionale, quindi alcune cose sono sempre state erogate in presenza. I servizi, come si dice oggi con questo termine, questo neologismo un po' brutto che è smartabili, sono stati svolti in dimensione smart. Chiudi telelavoro, ha ragione Cinzia, no? Quindi all'inizio con la fascia di servizio orario che sarebbe stata erogata in ufficio, adesso progressivamente con logiche più smart, no? Che significa il lavoratore che diventa imprenditore del proprio tempo e lo gestisce lavorando su obiettivi. Ma guardate, abbiamo avuto dei risultati straordinari, cioè per molti servizi sono stati fatti meglio in tempi più veloci e con qualità superiore, quindi è certamente una prospettiva da consolidare e ha ragione Antonella Grimm. Antonella Grimm che ci ha fatto questa domanda. È uno strumento fondamentale nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che va al passo con i tempi, che ci dà la dimensione di un'organizzazione moderna, evoluta, come certamente anche la pubblica amministrazione può e deve essere oggi. Ecco, su questa linea anche Gabriella De Boni dice: ho sempre pensato che un modo di lavorare diverso, misurato e valutato anche in modo diverso, ad esempio meno basato sulla rigidità dell'orario di lavoro, sulla presenza in ufficio e più sui contenuti e sui risultati, farebbe già molta differenza rispetto ai problemi relativi alla disparità di genere, ed è esattamente appunto quello che si diceva adesso. Ancorché devo dire che anch'io, che appunto mi sono ritrovata a, come dire, a lavorare in smart working, o meglio, io da sempre lavoro in smart working perché mi basta avere un computer e dialogo con il mondo, sono fortunata, devo dire che si lavora molto di più. Ecco, questo carico di lavoro, come lo gestite? Allora, questa è un'osservazione anche qui, no? Che va proprio, ripeto, alcuni hanno considerato il ricorso allo smart working come una forma, diciamo, 4.0 dei fannulloni di brunettiana memoria. Non è così, no? Anzi, si è verificato talvolta il problema opposto. Cioè, uno dei problemi che secondo me bisogna affrontare nel consolidare lo smart working come modalità di lavoro è che le persone, soprattutto le persone coscienziose, scrupolose e appassionate del proprio lavoro, finiscono col far cadere in maniera definitiva il limite che esiste tra vita privata e vita professionale. Allora, poi c'è il cosiddetto fenomeno della work addiction, no? Del workaholic, del tossico di lavoro. Io per esempio sono un workaholico. Eccola. Ecco, insomma, però è un problema, insomma, perché poi rischi di avere degli effetti paradosso. Ecco. Va certamente considerato uno degli aspetti da disciplinare. Non so, Cinzia, se tu hai altre sottolineature da fare su questo. Effettivamente, diciamo che in questo momento noi siamo reperibili e disponibili, non dico 24 ore su 24 perché è un'esagerazione, però può succedere che il pomeriggio, finito il lavoro, telefoni il collega, il dirigente, il direttore e ti chieda di verificare un protocollo rispetto a un'altra pratica, si riaccende il PC, si guarda, si risponde o si risponde al telefono al quesito che viene posto. Da un certo punto di vista è vero che un carico di lavoro magari extra orario maggiore, però è anche vero che tutto sommato si lavora proprio bene, dal mio punto di vista. Ottimo, e questo ci porta un pochino a ragionare su quali strategie state adottando per appunto incrementare il benessere in azienda. Lo trovo molto interessante anche perché appunto, come dire, ci sono diverse linee, diversi approcci, no? Tra cui uno, tra l'altro, che viene proprio dal nord, quello di inserire all'interno dell'azienda, per esempio, delle modalità legate all'esperienza artistica. Tra l'altro è una cosa di cui proprio ragionavamo con una nostra appunto collega del cantiere, che è Antonella Binanzato, che è un'artista e che crede moltissimo appunto in questa, diciamo, commistione tra lato business e arte. Ecco, voi come riuscite a inserire nel processo questi meccanismi di benessere? Come CUG stiamo per studiare le variazioni da mettere nel piano triennale di azioni positive, si parlerà ovviamente anche di benessere lavorativo.
E sono stati istituiti dei gruppi di sviluppo da parte della direzione, a cui abbiamo partecipato. Io ho partecipato come dipendente, ma ero molto interessata come presidente del CUG e ho scelto proprio un gruppo di lavoro che si occupa di questa linea. Abbiamo formulato molte proposte al direttore generale. Una è quella che ha appena confermato di aver accolto, cioè la convenzione con l'OCRAD. Ce ne sono altre e se la direzione le accoglierà, secondo me andiamo verso quest'ottica condivisa, diciamo così. Ottimo, Luca? Sì, sì, noi abbiamo anche lì, no? La pandemia è stata una cosa del tutto imprevista, ma come tutti i momenti di difficoltà può essere colta come opportunità di miglioramento, di crescita. No? Allora, quello che noi abbiamo pensato all'inizio dell'insorgere della crisi pandemica, la prima, quella di marzo, è stato che si potesse provare a esplorare territori nuovi, no? Quindi abbiamo messo insieme questo sistema di lavoro per gruppi che inizialmente sono occupati di analizzare il lavoro, poi di progettarne forme innovative e adesso si stanno occupando di declinare le idee in azioni operative. No? Quindi è stato un momento, io credo, interessante, anche questo dal punto di vista del benessere organizzativo. Oggi una collega, donna naturalmente, perché questo tipo di sensibilità forse è più forte nelle donne, mi ha detto una frase che mi ha molto colpito e mi ha detto quella fase lì dei gruppi di lavoro è stata l'occasione di avere la partecipazione a un progetto di futuro, che era la riorganizzazione di ARPA, in un momento in cui sembrava che il futuro non ci fosse più, no? Perché vi ricordate che a marzo c'è stato un momento in cui ci si chiedeva se stava arrivando la fine del mondo, no? Allora, ecco, come la dimensione personale, anche emotiva e relazionale con gli altri può diventare una risorsa che costruisce la persona e costruisce il lavoro. La persona è fatta anche di lavoro. Ecco, queste due cose si possono sposare e su questo io penso che dobbiamo andare avanti a lavorare. Il CUG sarà uno strumento, un osservatorio di idee formidabile per questo. Assolutamente. Vuoi aggiungere qualcosa, Cinzia, su questo che ha detto il direttore? Condivido pienamente. Ok, ottimo. Però appunto pari opportunità non è soltanto pari opportunità nei confronti appunto delle donne, però anche nei confronti di chi è portatore di disabilità, ok? Ecco, quali sono, come dire, le strategie che state adottando, insomma, o adotterete per queste persone? Sempre nel gruppo di sviluppo, ma comunque sarà un'azione positiva del CUG, c'è la proposta di un'indagine. ARPA, come gli altri enti pubblici, in forza della legge 68, ha assunto colleghi con disabilità. In qualche modo, secondo me, c'è la necessità di fare uno screening, cioè di capire se questi colleghi sono stati collocati non solo nelle sedi opportune da un punto di vista logistico, cioè se ci sono barriere, non ci sono barriere, anche se penso insomma che queste ormai siano state superate perché siamo avanti da quel punto di vista, ma cercare proprio di capire il benessere che c'è nell'ambiente di lavoro sia del collega con disabilità o con altre abilità, sia quei colleghi che in qualche modo condividono la quotidianità del lavoro. Questa è una cosa che già come Comitato Pari Opportunità, io sono stata presidente del Comitato Pari Opportunità per una decina d'anni, ci stava veramente a cuore e vorremmo riproporla a questa amministrazione tenuto conto della sensibilità che il nostro direttore generale comunque sta dimostrando per queste tematiche. Assolutamente. Vuoi aggiungere qualche cosa, Luca, su questo? Ma su questo, sì, le barriere architettoniche, quelle fisiche, sì, sono un problema, diciamo, sostanzialmente risolto in agenzia, non in generale, perché soprattutto chi vive nelle grandi città sa ben che non è così, ecco, ma in agenzia è un problema risolto. No, noi adesso ci scontriamo anche qui con l'evoluzione del mondo e scopriamo che ci sono barriere di nuovo genere. No? Noi, ad esempio, adesso stiamo parlando attraverso un PC o Certo. una webcam, no? Ed è uno strumento di lavoro che è diventato ordinario per noi. No? Noi facciamo tutte le riunioni così ormai,
non ci si vede più fisicamente. Ecco, ma questo per le persone che hanno disabilità uditiva, per esempio, è un grosso problema, perché la lettura del labiale attraverso lo schermo è più difficile, soprattutto se si è in tanti e l'icona è piccolina, e le funzioni automatiche di queste piattaforme per i sottotitoli non sono adeguate, non sono funzionali, quindi dobbiamo porci il problema di forme di interazione che sono diverse, che sono nuove, che evolvono con la tecnologia, ma che vanno anche qui accompagnate. Ecco, un'altra cosa che noi dobbiamo fare è introdurre la figura del disability manager, no? Che anche qui è uno di quegli strumenti che la normativa ci offre, che se vogliamo potrebbero in un futuro ideale diventare superflui, ma in questo caso sono ancora una volta uno strumento di accompagnamento molto utile, cioè una figura come la mobility manager, che è una donna, Katie Lorenzetti, che voi avete conosciuto, no? In uno dei gruppi del cantiere, ecco, è una figura anche qui dedicata a un tema specifico, in questo caso la gestione delle problematiche e delle necessità che stanno intorno alla presenza dei disabili e della disabilità in agenzia e in organizzazione. Certo. Ecco, rispetto a questi temi appunto di pari opportunità e di benessere, che peraltro sono, come avete intercettato naturalmente, un trend molto forte, perché appunto pari opportunità e appunto benessere aziendale è contenuto, sono alcuni degli obiettivi, no, dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco, mi chiedo, voi avete, come dire, ritenete di essere, diciamo, come dire, più avanti rispetto ad altre amministrazioni pubbliche o, come dire, o a che punto siete, insomma, rispetto ad altri? È possibile prendervi come esempio, come modello anche, no? Adesso non è bello dirsi addosso queste cose, non so se possiamo essere un esempio. Per la partecipazione e la compartecipazione alla costruzione dell'organizzazione di una visione di futuro, io penso che abbiamo fatto un bel esperimento. Non so se ce ne sono tanti altri in giro, ma certamente io sono contento e vedo che anche le nostre colleghe e i nostri colleghi sono contenti. Sul tema dell'Agenda 2030, noi siamo un'agenzia ambientale, quindi diciamo abbiamo una sensibilità naturale, quasi ovvia per questo argomento, no? Dopodiché non è sufficiente che ce lo abbiano gli addetti ai lavori, no? La trasversalità delle politiche di sviluppo e di sostenibilità è tale per cui si realizzano soltanto nella compartecipazione di soggetti diversi. Allora, da questo punto di vista è molto importante la Regione del Veneto, che la Regione del Veneto abbia quest'anno approvato un documento sulla realizzazione a scala locale degli obiettivi di sostenibilità, no? In questo l'agenzia è stato uno dei soggetti che hanno lavorato ed è un documento di cui è importante diffondere anche la conoscenza, perché individua traiettorie per calare gli obiettivi dell'Agenda 2030 nella realtà della nostra regione, del nostro territorio, delle nostre comunità, quindi nella realtà a cui in qualche modo ognuno può partecipare per costruire il proprio pezzettino di percorso. Cinzia, qualcosa da aggiungere? Mi è venuta in mente una cosa, ARPA Veneto può essere sì presa come esempio perché nel lontano 2006 il Comitato Pari Opportunità di ARPA aveva avuto un'intuizione, cioè di creare una rete. È stato fatto un congresso nel maggio 2006 ad Albarella, che ho presieduto io, grazie alla collaborazione della mia vicepresidente di allora Emanuela Negrin. Abbiamo fatto mesi e mesi di telefonate per capire se nelle altre agenzie erano stati istituiti i CUG, i Comitati di Pari Opportunità. Abbiamo spinto perché venissero nominati e finalmente siamo riusciti a fare questa rete nazionale delle ARPA, delle agenzie ambientali, che ha lavorato bene per anni, quindi con prassi condivise, con buone prassi condivise. E da lì successivamente è nata la rete nazionale di tutti i CUG, che attualmente è presieduta dalla collega di ARPA Lombardia Maria Rosa Caporali, che saluto, spero ci ascolti e saluto caramente. E quindi in qualche modo diciamo che su queste tematiche fin dal 2006 ARPA tutto sommato ha fatto storia.
assolutamente, anche perché no, questa domanda appunto per, come dire, inquadrarla, nasce dal fatto che funziona molto bene, no, la mimesi, il cosiddetto apprendimento osservativo, cioè creare dei modelli, no, che siano modelli virtuosi, ehm, come dire, serve da stimolo, no, per le buone pratiche di questo che state facendo, insomma. E quindi, insomma, parlare di, appunto, di pari opportunità sempre di più, parlare di benessere aziendale, perché ciò a cui dobbiamo puntare è certo a quello che viene detto essere produttivi, però c'è anche l'altro parametro della cosiddetta felicità interna lorda, no? Come certi approcci di sostenibilità e di social innovation hanno inaugurato. Quindi è importante, insomma, secondo me, insomma, quello che state facendo. Credo che anche le donne che collaborano appunto con Luca siano contente, giusto Cinzia? Mi sembra che l'ambiente sia un bell'ambiente. Chiedimi Ho perché avuto questa impressione io, ecco, non sì, so. chiedimi perché ho accettato l'incarico di fare il presidente. Ecco, te lo chiedo, perché hai accettato di fare il presidente? Guarda, io dal 2016 al 2020 penso di aver bussato a tutte le porte dei vari direttori amministrativi, responsabili delle risorse umane, direttori generali, perché questo CUG potesse riprendere vita. Quando me l'ha chiesto Luca Marchesi non ho potuto dir di no a quel punto, anche se sinceramente avevo perso ogni speranza, ma anche la voglia, nel momento in cui ho trovato una persona che in qualche modo ci credeva così come ci credo io, non ho potuto dir di no e quindi mi ritrovo qui questa sera e da qui spero per i prossimi 4 anni di poter lavorare bene. Bene, cioè, grazie di questa risposta perché insomma mi sembra di capire appunto che ci sia un bel, come dire, un bel gruppo di lavoro ben rodato e di intesa, insomma, almeno spero, ecco, che non sia soltanto perché appunto siamo qua in pubblico e ne parliamo apertis verbis, insomma, ecco. Ci sono altri contributi qui sulla pagina, se volete il tempo è a tiranno perché sono già le 6:09, abbiamo sforato di un pochino. So che peraltro Cinzia ha un impegno fondamentale che è quello di andare ad allenarsi perché tu sei una donna che corre, una podista, ecco, e tu fai anche maratone, giusto? Mezze, Mezze mezze, sì. maratone. A 57 anni, se riuscirò a farne un'altra, va bene, sono già contenta. Fantastico. E tu Luca che cosa pratichi? Pratichi qualche sport? No, aspetta che sei in mood. Ah, chiedo scusa. Eccolo qua. No, dicevo che io sarei contento se riuscissi a fare la prima mezza maratona. Quindi mi pare di capire che sei tutto lavoro. No, sono stato un discreto ciclista 20 anni e 20 kg fa, adesso insomma faccio un po' meno sport, dai, però. Beh, Cerco di insomma, farne perché bisogna, è importante, si sta bene all'aria aperta e appunto, no, ancora una volta la persona è fatta, io amo molto il mio lavoro, dedico moltissimo tempo al mio lavoro, la persona è fatta di tante cose, cerco di stare anche con la mia famiglia e anche di fare un po' di sport. Adesso per fortuna ho un figlio dell'età giusta per cominciare a fare sport con me, non è ancora più forte di me, possiamo farlo bene, bicicletta, sciare. beh, se non l'avete già fatto potreste proprio inserirlo, no, in azienda, il fare sport magari insieme, che può essere anche quello, come dire, un modo di fare team building, no? Ci sono diverse cose che vogliamo fare da questo punto di vista. Una è fare sport insieme, una è portare i bambini, no? Fare la giornata delle famiglie, portare i bambini a vedere il posto di lavoro della mamma e del papà. E un'altra cosa che vogliamo fare, ne parlavo stamattina con un'altra collega, è fare una mappatura delle competenze, delle passioni e delle capacità che ci sono in agenzia. In altri luoghi dove ho lavorato abbiamo fatto cose di questo tipo, per esempio nell'agenzia del Friuli Venezia Giulia abbiamo fatto un bellissimo lavoro sulla produzione di teatro e musica all'interno per raccontare il nostro lavoro e fare educazione ambientale valorizzando la creatività dei nostri colleghi. Ecco, cose di questo tipo fanno team building, fanno benessere e fanno anche la realizzazione della nostra missione, che è raccontare l'ambiente e i percorsi di sostenibilità.
Assolutamente, e io direi che con queste belle notizie di appunto anche di queste commistioni, no, tra arte e business, direi che possiamo come dire, concludere qui in bellezza con un bel messaggio positivo e io vi ringrazio, è stata veramente una piacevolissima chiacchierata e insomma io faccio il tifo per voi, spero che insomma spero di ritrovarvi qui tra non so che tempi ci diamo per sapere, per capire un po' come stanno procedendo le cose? 6 mesi? Troppo Sì, presto? sì, sì, Volentieri. Perfetto. Quindi magari facciamo il punto e capire dove certo. siete arrivati, così raccontiamo appunto, sì, sempre in base a questo apprendimento, questo approccio di apprendimento osservativo, raccontiamo al mondo che è possibile appunto avere delle buone pratiche Posso nell'arte. fare una battuta finale, Silvia? Assolutamente, Cinzia, La assolutamente. donna deve essere libera di scegliere, Certo. perché se vuol fare carriera va bene, ma se decide di non farla per fare sport, per seguire, non deve essere colpevolizzata, comunque deve essere libera di scegliere. Grazie mille Cinzia, grazie mille Luca e con queste belle parole io vi saluto. Grazie a te. Grazie mille. Grazie. Ciao ciao.